Match di alta classifica in prima categoria girone C tra le due squadre al secondo posto. Il San Quirico in maglia nera ospita l'Ampi Casassa in campo con la classica maglia rosso stellata. Le aspettative pre-partita vengono rispettate, passano solo 40 secondi e il San Quirico va al tiro con Cinardo, ma il portiere Bernini respinge. L'Ampi risponde poco dopo con un pallonetto di Novaresi che si spegne sul fondo. Novaresi che ci prova anche al 20° con un tiro che accarezza l'esterno della rete. 2 minuti dopo Accari e Bernini entrano in contatto, la sfera arriva in maniera rocambolesca sui piedi di Daronce, pronto il tiro del numero 7, ma Obino respinge sulla riga. Proteste del San Quirico che reclama il calcio di rigore per questo contatto tra Bernini e Accari. Al 25° altro episodio da Moviola, Accari si gira e tira, la palla colpisce il braccio di Fossa e per Vitali di Savona non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Rivediamo il tutto in maniera rallentata grazie al montaggio di Andrea Elisetti. Sul dischetto va Alberto Repetto che realizza la rete del vantaggio che risulterà essere anche il gol partita. Nel finale ancora San Quirico con Daronce che prova a centrare il bersaglio grosso con un tiro a giro, sfera che però termina sul fondo. Si va al riposo con gli uomini di Meledina in vantaggio. Nella ripresa l'Ampi va alla conclusione con un tiro velleitario di Branca che termina sopra la traversa. Al 50° Daronce crossa per Accari che di testa mette a lato. Dalla parte opposta i partigiani provano a raggiungere il pari con questa conclusione imprecisa di Novaresi. All'81° Broccoli supera Rusardi con un millimetrico pallonetto. Palla in rete ma l'arbitro annulla per una posizione di offside del numero 19 ospite. Si resta quindi con il San Quirico in vantaggio. Nel finale di tempo mister Parodi dell'Ampi viene allontanato dal signor Vitale e a tempo scaduto Torromino ci prova dalla distanza senza successo. Il San Quirico vince di misura il big match di giornata e rimane in scia dalla capolista Superba. L'Ampi scivola al 5° posto, superato anche dal Multedo.